E dietro gli sbandieratori della rievocazione storica medievale di Valvasone siamo arrivati al nostro finale. Buongiorno, buongiorno Valvasone, buongiorno Friuli, guardate che bella gente. Buongiorno, qui fanno la lana, questa è la filiera della lana, dalla tosatura. Qua praticamente selezionano la lana, fino la colorano e poi la tessono. E di qua ferrano il cavallo. Questi sono i mestieri antichi, i mestieri medievali, fino ad arrivare al pane. Il pane ancora oggi si fa, è una cosa che si fa come una volta qua però, vero? Come una volta, abbiamo riproposto i pani che venivano fatti nel nostro territorio con le farine che si trovavano in quel periodo. Guardate un po' che belle farine che ci sono qua, sono ancora farine antiche come antichi sono i loro vestiti e sono questi mestieri. Qua abbiamo tutti i cereali. I cereali, poi questi sono i semi che venivano usati per insaporirlo, perché sennò altrimenti erano farine anche un po' grezze che non avevano sapori. Quindi semi per insaporirlo, farina grezza, ma io vi vorrei far vedere una cosa, non ho mai visto una lievitazione naturale con lievito madre così, ma mi guardate questo pane? La pasta che... Ma facciamo un applauso a questa lievitazione perché ma è da tanto, che da secoli si direbbe, secoli che si va che avanti, non lo vedo. sì. Ma guardate, vieni qua dentro. Questo è tutto pane, che sta lievitando. Guardate quanto è morbido, quanta ossigenazione ha. È davvero bello. Complimenti, continuate a farlo che poi me ne prendo un po' e me lo porto a casa perché pane così non si trova più. Complimenti, complimenti. Arriviamo da Carla, che è la nostra cuoca di oggi. Sì. Allora, noi abbiamo visto in questa puntata che un'importante produzione, un'importante coltura che c'è lungo il tagliamento è proprio quella dell'asparago. E l'abbiamo visto bianco, l'abbiamo visto verde e qua abbiamo tutti e due. Una volta gli asparagi si mangiavano così, questa era la ricetta classica, no? L'asparago con l'uovo. Esattamente. Un po' di pepe, vedo, un po' d'olio, un po' di sale. E adesso vogliamo invece per voi proporre una ricetta veloce. Sì, è una ricetta che tiene sempre in considerazione la tradizione, quindi l'asparago e l'uovo. Dopodiché servono un po' di burro, si rompono tutte le erbe da balcone, quindi vanno benissimo tutte le erbe cipollina, il dragoncello, la mentuccia, tutte. Qua abbiamo la maggiorana, l'erba cipollina, quelle che avete sul davanzale, chi ha il davanzale, il terrazzo, chi ha il terrazzo, oppure il giardino. Il giardino. Ecco, quindi tutte le erbette che avete voi in casa. Esattamente. Burro, poi? Burro, si rompe l'uovo, l'erbetta si lascia cucinare, abbastanza morbido come vedete, no? In modo tale che poi si possa raccogliere. Prendiamo il nostro piatto di asparagi e lo appoggiamo proprio sulle punte l'uovo. Qua c'è un profumino, signori, che è arrivata domenica a quest'ora, io ho già un po' fame, anche se ho assaggiato tutti i prodotti. Lo appoggiamo così, poi? Dopodiché tutte le verdure che abbiamo nel frigorifero. In questo caso non abbiamo scelto pomodorini, peperoni rossi, peperoni gialli. Se poi ci sono zucchine, benissimo, se c'è qualcos'altro, bene ancora, sempre che stia bene in crudità. Olio? Dopodiché noi facciamo un'emulsione classica, sempre con la variante dell'asparago classico, quindi aceto e olio. Noi sbattiamo velocemente, proprio una cosa veloce. E dopodiché appoggiamo sopra così, direttamente dalla ciotola. Vedete che Carla praticamente ha fatto una ricetta come una volta, un Sì. po' in chiave moderna, ma lei è rimasta come una volta. Lei si veste così tutti i giorni, è vero? È proprio il mio stile. Brava Carla, facciamo un Grazie. applauso anche a questa ricetta, che è la ricetta come si faceva una volta. E dalla polenta passiamo, permesso signori, e andiamo di qua al re di queste zone. Finalmente, eccolo qua, Carlo, il prosciutto San Daniele. Da San Daniele lo conosciamo in tutta Italia. È un prosciutto storico. Qua abbiamo una verticale di San Daniele. Partiamo dal 16 mesi tagliato a macchina. 16 mesi, quello che conosciamo. Che conosciamo tutti quanti, poi andiamo su un 24 mesi tagliato 24, mi fai assaggiare 24? Ecco, tagliato a mano. Poi? Andiamo su un 36 mesi, quindi un 3 anni. Questo lo appoggio qua, Poi quindi 36 mesi. 48 mesi. Qua inizia a farsi serio il discorso. Esatto. E qui scopriamo che noi abbiamo i rivali che pensiamo di Signori, avere. venite pure ad assaggiare, mamma mia, Che possiamo competere tranquillamente con la Spagna. Ecco, Questo qua ti un volevo, maiale Carlo. italiano classico che ha 5 anni. 5 anni di stagionatura. E si presenta ancora bello rosa, bello morbido, con un grasso perfetto. Posso dirtelo io, possiamo competere con la Spagna. Complimenti a questo prosciutto.
È buonissimo, signori, assaggiate perché è davvero buono. Mamma mia che bontà questo prosciutto. E qui arriviamo al coniglio. Il coniglio in varie versioni, che ha anche naturalmente un allevamento della zona, e la pitina. Ma da quant'è che non vedo la pitina, questo salume? Qui è la pitina che viene stagionato. Certo. La cosa bella di questo salume è che è stagionato e poi non ha buccia, come vedete, praticamente fuori ha il mais, la farina di polenta. Oltretutto la caratteristica fondamentale è che questa si faceva e si continua a fare un presidio slow food con carne o di capra o di pecora, perché era fatta in montagna. Assaggiatela, buonissima. E arriviamo invece a un altro salume cotto questo. Questo è il Sauk, è la bondiola Sauk. del Pordenonese. Sì, Sauk è uno dei nomi delle montagne del Monte Cavallo, quindi identifica il nostro territorio attraverso un nome. È un cotechino in sostanza arricchito con della lingua e dei muscoli di maiale insaporiti con il refosco del pedugolo rosso. Mamma mia che bontà, permesso, perché tutti arrivano qua per poi assaggiare, ma voi avete anche ragione, perché buoni questi prodotti, signora, mamma mia se sono buoni. Allora arriviamo dal Sauk invece al musetto. Alla provada. La provada sarebbe questa, che è una rapa che viene soltanto qui. Che viene... Eccola, Messa in macero sulla vinaccia, in macero sulla vinaccia. per 30 giorni, Sì. 30 giorni minimo, poi viene fettucciata, Sì, cotta e si sposa bene col cotechino. col cotechino. Quello classico. Questo è un piatto che mangiate qui, quindi è un piatto di queste zone. Buongiorno, ecco qua abbiamo le mele, i vari prodotti, abbiamo parlato della farina di polenta con la quale si fanno poi i biscotti che verranno abbinati con il prosciutto San Daniele, cioè i biscotti di Pordenone salati, sì. e il prosciutto di San Daniele. Questi biscotti sono fatti con gli ingredienti principali che troviamo qua, le mandorle, la farina, il sale, La e il farina di burro. polenta e la grappa, sì. Buonissimi, eh? Bene, cucchiaino assaggio dopo il resto. Sì, il miele naturalmente, e la gubana che è il dolce tipico di qua, che buona. Allora di là vediamo anche una scuola di affrescatori, eccoci qua, siamo arrivati al brindisi finale. Finalmente parliamo del vino, noi lo sappiamo che queste terre sono vocate alla coltivazione di queste uve che producono vino bianco d'eccellenza, anche il rosso. Abbiamo vini prodotti in pianura e vini prodotti in collina. Iniziamo appunto da quelli prodotti in pianura. Quali sono le caratteristiche di questi vini friulani così buoni? Assolutamente legati al territorio. Siamo proprio in provincia di Pordenone, a cavallo del fiume Tagliamento, e questa è la zona più estesa delle varie denominazioni del Friuli Venezia e Giulia. E quindi che cosa dà questo terreno? Cosa dà? Di origine alluvionale, caratterizzato dalla presenza di sassi. Di sassi e quindi di che... qui l'originalità del terreno, che permettono una forte escursione termica tra notte e giorno, e quindi danno freschezza, profumi, frutti. sia floreali che fruttati. Mamma mia che buoni, adesso li assaggiamo. E quelli in collina hanno anche un'altra particolarità, di preservare proprio il territorio. Esattamente. Perché il territorio collinare, si sa, ha vari problemi geologici, e quindi grazie alle uve, alle radici di queste piante riusciamo a preservare le colline. Esattamente, questo sì, ma poi proprio per la caratteristica particolare di alternanza di marne e arenarie, che sono terreni vocati e adattissimi alla coltivazione della vite. Quindi diamo anche un vino, diciamo, più corposo, e più strutturato in collina. A questo punto io faccio aprire il friulano, e con questo voglio ricordare anche una cosa. Una volta noi qui in Friuli si produceva, dico noi qui in Friuli, noi qui in Italia, ma in Friuli si produceva il Tokai, che adesso è chiamato friulano, quindi ricordatevelo, quello che prima bevevate come Tokai adesso lo beviamo e lo degustiamo come friulano. Giusto? Ecco qua, facciamo un brindisi a tutti quanti. Io poi vorrei dire una cosa, noi siamo a Valvasone, questo è uno dei borghi più belli d'Italia, venite a visitarlo e andate a visitare quest'estate altri borghi che troviamo in Italia, perché l'Italia è ricca di borghi belli e di cose buone da mangiare. Facciamolo con il consiglio del libro di Linea Verde. Quindi grazie a tutti quanti, a Valvasone, al Friuli. Grazie per essere stati con noi. Linea Verde torna alla prossima puntata su Rai 1.